Siamo qui per dare il benvenuto ufficialmente alla delegazione della scuola di Laval, il Collège de Martin di Laval, che fa una mobilità in ingresso con il progetto Erasmus Plus. Per la scuola Pitagora è la prima mobilità in ingresso, è la prima volta che ospitiamo degli studenti e dei professori stranieri, anche se abbiamo iniziato il programma Erasmus Plus già dall'anno scorso con delle mobilità in uscita per la formazione dello staff, per lo job shadowing in Spagna. Quindi ragazzi, ufficialmente a voi e ai vostri professori che vi accompagnano, la professoressa Alessia e il professore Christophe, diamo il benvenuto alla Pitagora. I ragazzi hanno già condiviso alcuni momenti qui a scuola con delle attività didattiche di robotica e tanti momenti anche al di fuori della scuola con i nostri alunni che ospitano appunto in famiglia e i loro compagni d'Oltralpe. Quindi tra i vari momenti che hanno condiviso, la visita a Catania e stamattina un'attività che abbiamo svolto tutti assieme, uno dei motivi per cui sono venuti proprio qui in questo periodo, la sfilata di carnevale delle scuole, perché per Mister Bianco insomma, Carnevale è un periodo molto, molto importante, una festa molto, molto sentita. Io approfitto di questa occasione per ringraziare la preside qui presente e anche l'Istituto Pitagora per la loro accoglienza. Siamo stati veramente accolti come dei re, come si può dire, e anche volevo approfittare per ringraziare le famiglie. I nostri ragazzi sono contentissimi, si trovano benissimo e sono stati veramente accolti come dei figli. Per me questo è molto importante perché in quanto italiana residente all'estero fa sempre piacere ritornare nel proprio paese e vedere che si è accolti in questo modo da queste persone molto calorose, simpatiche, e infatti sono molto contenta anche di aver incontrato la collega Alice Placenti, con la quale andiamo veramente molto d'accordo e siamo riuscite ad organizzare uno scambio Erasmus interessante per noi e anche per i nostri ragazzi. Voglio ringraziare la collega Alessia e il collega Christophe per la fiducia che hanno dato a noi. È stato un bellissimo momento di scambio per tutti noi. La cosa più bella è il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, da tutti i colleghi che si sono impegnati nelle attività all'interno della scuola e le famiglie che hanno sostenuto il progetto con le attività pomeridiane e serali. Quindi ringrazio tutti, sono veramente soddisfatta a nome di tutti di quello che siamo riusciti a realizzare.